Altro tema caldo in città è il campo da golf che dovrebbe sorgere in Colle Boschetto. Il progetto arriva in regione. Il campo da golf di Bassano arriva in regione. Succede a seguito dell'interrogazione urgente che il consigliere regionale bassanese Nicola Finco ha depositato e rivolto alla Giunta Zaia chiedendo la verifica immediata del progetto, peraltro domani sera in discussione in Consiglio Comunale. Ho presentato questa interrogazione dove chiedo alla Giunta regionale di vedere se il progetto che vuole portare avanti l'amministrazione comunale assieme al privato non sia in contrasto con la normativa regionale e nazionale per quel che riguarda la tutela delle ville venete e del patrimonio dei siti dell'UNESCO. Colle Boschetto, infatti, come spiega Nicola Finco, ospita due tra le più suggestive costruzioni rinascimentali: Villa Angarano Bianchi Michiele, Cae Rizzo. Un paesaggio che il progetto del golf e relativi edifici, secondo il consigliere leghista, andrebbe a stravolgere. Qui la richiesta alla Giunta regionale di verificare la congruità del progetto rispetto alle tutele del sito in questione, senza tralasciare un'ultima precisazione. Qui non stiamo parlando di un campo da golf perché un campo con 3 buche non può considerarsi tale, ma stiamo parlando di una vera e propria operazione immobiliare che vuole, rovinare una delle più belle terrazze naturali che abbiamo a Bassano con la costruzione di 2/3 ville più la clubhouse. E intanto è il Consiglio Comunale che domani dovrà decidere sul golf. I giovani democratici